Presidente Conte, ben trovato, grazie, ben trovato da Agorà. Allora, Presidente, ho tante domande per lei. Insomma, mancano poche ore a quella che è insomma, un paio di giorni alla tornata elettorale europea. Intanto, Presidente, le chiedo subito della notizia di oggi dell'Albania, cioè la visita di ieri, tutto quello che è successo, l'abbiamo raccontato. Vogliamo cominciare da qui? Mi dice la sua? Io suggerirei al Presidente Giorgia Meloni di mantenersi lucida. Sì, capisco che siamo a poche ore dalle votazioni per la competizione elettorale europea, però così peggiora ancora di più le cose e compie disastri, perché sulle immigrazioni ha accumulato un fallimento dopo l'altro. Dopo il blocco navale che non è riuscito, il record dell'anno scorso di sbarchi, siamo passati all'accordo fallimentare, ricordate, con la Tunisia. 4-5 volte la Presidente Meloni è andata in Tunisia. Dopodiché il Presidente Sayed ha detto chiaramente, ha rinunciato ai soldi, ha sbattuto in faccia la porta perché non ha accettato di essere trattato in quel modo come un paese satellite, suddito rispetto alle esigenze dell'Italia e dell'Unione Europea. Adesso c'è anche l'accordo fallimentare in Albania. Quello è un accordo fallimentare, l'abbiamo denunciato dall'inizio leggendo semplicemente il decreto. Addirittura arriveremo a spendere quasi 1 miliardo per creare 2 centri di accoglienza dove verranno portati gli immigrati a nostre spese, con forze di polizia che distrarremo dalla nostra sicurezza, che invece è importante. Avremmo bisogno di maggiori forze di polizia. Li porteremo lì con personale sanitario, avvocati, mediatori. Saranno lì 1 mese, 2 mesi, poi li riporteremo in Italia. O hanno diritto alla protezione internazionale e gliela dovremo dare giustamente, o non avranno diritto e poi ce li ritroveremo in Italia che non li riusciamo a rimpatriare. Mi dica lei, 1 miliardo a che serve spendere così? Lei sarà responsabile di un danno erariale. Come si sarebbero potuti investire questi soldi, secondo lei, Presidente? Ma innanzitutto questi soldi, forse la priorità in questo momento è assolutamente in sanità. È un disastro annunciato da tempo, sono aumentate le ore di attesa al pronto soccorso, siamo arrivati a 31 ore, cioè di media nazionale. Significa che quando vai al pronto soccorso arrivi oggi e ritorni e potrai uscire domani, una follia. E così per le liste d'attesa siamo arrivati a 300, 400, 500 giorni per esami specialistici non particolari. Tutto questo 1 miliardo per dei centri di detenzione lasciandoli poi all'Albania. È una follia, è una follia. Sulla sanità va investito sicuramente di più, ma bisogna investire, a nostro avviso, sempre nelle priorità del Paese, che sono politiche del lavoro, sono istruzione e soprattutto sanità in questo momento. Quindi questi spot elettorali, poi mi faccia capire che senso ha andare lì in Albania per constatare che peraltro sono anche in ritardo nella realizzazione dei centri, perché avevano scritto che il 20 maggio li consegnavano e lì non c'è nulla. Quindi questo spot, Giorgia Meloni, mi rivolgo direttamente a te, preferisci essere chiamata Giorgia, ti dico Giorgia, a che cosa serve tutto questo? Ti porta qualche voto? Forse per qualche telespettatore distratto, ma non è che gli italiani sono tonti. Allora, ecco, mi leggo agli italiani, Presidente. Lei è girato in queste settimane lungo e largo il paese, insomma, l'abbiamo seguita in Sicilia. Quali sono le sue sensazioni, insomma, di questo paese a 2 giorni dal voto? Le sensazioni mie sono di persone completamente insoddisfatte, guardi, a tutti i livelli. Innanzitutto abbiamo persone che sono state abbandonate a se stesse. Partiamo dai 5.700.000 cittadini che sono in povertà assoluta e che non hanno una soluzione. Record storico. Poi ci sono i sottopagati, sono 4 milioni. Giorgia Meloni e questo governo ha dato uno schiaffo anche al salario minimo. Quindi abbiamo i sottopagati di 3, 4, 5 euro l'ora. Mi permette di interromperla, Presidente? Prego. Perché abbiamo preparato una clip proprio sul salario minimo, perché ovviamente come lei, come tutti i leader, è venuta anche Giorgia Poi Meloni. riprendo però. No, ripartiamo esattamente da qui, ma insomma la faccio sentire. Perfetto, perché poi ci dà lo spunto. Prego.
Ci fai sentire il Presidente del Consiglio? Perché Conte Francesca, avrà sbirciato la scaletta di Agorà, perché Meloni qui ad Agorà appunto ha parlato di perché è contro la vostra proposta. Così poi I 5 Stelle stanno raccogliendo firme insieme ad altri partiti dell'opposizione per una legge di iniziativa popolare sul salario minimo. Ascoltiamo perché Meloni è contraria. In Italia noi abbiamo una contrattazione collettiva molto alta. Ok? Molto alta, cioè la stragrande maggioranza dei lavoratori è dipendenti in Italia è coperta dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ora, moltissimi di questi contratti hanno una retribuzione oraria più alta dei 9 euro che vengono previsti dalla legge sul salario minimo. La mia paura è che se noi immaginiamo un salario minimo per legge che vale per tutti, quel parametro non diventi un parametro aggiuntivo, cioè un parametro che aiuta quelli che stanno al di sotto della soglia, ma un parametro sostitutivo. Ecco, io ho chiesto di spiegare perché no al salario minimo. Dopo aver ascoltato queste parole, Presidente? Allora, cari telespettatori, ascoltate. Giorgia Meloni dice: non ho voluto introdurre e approvare il salario minimo perché il salario minimo è di 9 euro l'ora. Il rischio, dice, è che coloro che sono a 12-15 euro siano portati tutti abbassati a 9 euro. Signori, è un inganno, ma capite che è una menzogna fraudolenta? Cioè, noi stiamo dicendo con legge che chi è sotto viene automaticamente portato a 9. Com'è possibile che chi sta a 12 a 15 venga portato a 9? Per quale ragione possa essere questo? Come si può raccontare un Presidente del Consiglio solennemente va in TV a raccontare questa balla colossale? Non saprei come chiamarla. Senta, Presidente, nel vostro programma, insomma, lo semplifico così, c'è una critica serrata in qualche modo all'Europa dell'austerity. Ecco. Guardi, i nostri europarlamentari si batteranno contro l'austerità e questo patto di stabilità che Giorgia Meloni a dicembre ha approvato senza colpo fiatare, senza neppure battersi per tentare di modificarlo, sarà veramente un cappio al collo per l'Italia, perché ci porterà in prospettiva negli anni a venire, pensate, a tagli di 13 miliardi l'anno. E secondo voi un Presidente del Consiglio che si è ingenuflesso alle banche a tal punto che non ha fatto versare un euro rispetto a 28 miliardi di utili che si sono divisi, secondo voi quei soldi li prenderà dalle banche, li prenderà dalle industrie belliche e militari che stanno accumulando tantissimi soldi e profitti, o li prenderà come al solito li taglierà dalla istruzione, dalla sanità, dalle politiche del lavoro? E andiamo sempre lì, ci rimetterà sempre il popolo. Giorgia, una del popolo, che non fa nulla per il popolo, lo lascia affossare, anzi sempre di più. Senta, Presidente, queste elezioni europee, insomma, lo sappiamo tutti, arrivano in un momento drammatico, ci sono 2 guerre, insomma, abbiamo parlato tanto dell'impegno del movimento a favore della pace, peraltro parola che campeggia anche, insomma, lei ha scelto nel simbolo. Eppure gli sviluppi di queste ultime settimane ci raccontano di parole, sto parlando di Stoltenberg, sto parlando di Macron. E allora la domanda che io, peraltro, le ho già posto tempo fa, ma davvero un'impostazione di questo tipo può portarci alla terza guerra mondiale? Siamo sull'orlo della terza guerra mondiale, ma lo dico seriamente. Guardate, io non sono una persona che vuole creare allarmismi. Adesso ci faranno votare, però pongo un quesito a tutti i telespettatori. Ma se tu accetti la logica dell'escalation e, come dice Giorgia Meloni, scommetti sulla vittoria militare sulla Russia, è ovvio che questa logica cosa comporta? Devi compiere passo dopo passo, devi seguirla questa escalation. Oggi in Ucraina mancano i combattenti. Macron è stato meno ipocrita dei nostri governanti perché ha detto li dobbiamo mandare. E in più, se mandi le armi, i missili a lunga gittata, li devi usare, perché sennò come fai il confronto militare con la Russia? Ma voi capite che è a monte una follia aver accettato questa strategia militare come unica soluzione. Non ci porta a nessuna via d'uscita. La via d'uscita è lo scontro nucleare, la terza guerra mondiale. E allora i cittadini hanno la possibilità adesso, questo fine settimana, di dire basta a questa logica. Vogliamo negoziati di pace. Lo devono dire forte,
lo devono dire con il voto, andando il voto, perché chi va al mare, chi si distrae questo fine settimana, poi non potrà dire ma non vogliamo che i nostri giovani mettano l'elmetto e la mimetica. Ai nostri giovani dobbiamo offrire altro, dobbiamo offrire tirocini retribuiti, dobbiamo offrire un lavoro pagato dignitosamente, agevolazioni per l'acquisto della prima casa per mettere su famiglia, non l'elmetto e la tuta mimetica. Non rischiamo di finirci dentro, come dire, insomma, senza volere in una situazione che poi sarebbe drammatica? Siamo già dentro, se qualcuno non se ne è accorto, siamo già dentro perché siamo partiti, vi ricordate all'inizio? Ci hanno detto tranquilli, manderemo solo qualche elmetto, forse qualche fucile, giubbetti antiproiettili. Adesso siamo a livelli, noi mandiamo i missili SAMP-T. Il ministro della difesa inglese, non il nostro Crosetto, ha detto che stiamo mandando gli Storm Shadow. Sono dei missili a lunga gittata, lunghissima, 500 km, possono colpire il cuore della Russia. Ci siamo già. Senta, su Gaza invece il pressing, l'abbiamo raccontato in questi giorni, tutta l'azione diplomatica che viene fatta dagli Stati Uniti, insomma la pressione sulle due parti in conflitto, riuscirà secondo lei, Presidente, in qualche modo ad avere effetto? Prendo atto che Biden, dopo aver inizialmente errato nella strategia, perché ha offerto copertura militare e politica al governo Netanyahu, non ce ne dimentichiamo, qui stiamo parlando di un atroce massacro che, a differenza dell'altrettanto atroce massacro di Hamas, non si è realizzato nel giro di poche ore con un blitz. Qui stiamo a un massacro che si è sviluppato sotto i nostri occhi per settimane e settimane, per mesi, e che ha coinvolto 35.000 vittime civili palestinesi, per la maggior parte donne e bambini. L'Occidente e noi abbiamo una grande responsabilità, perché noi abbiamo condannato dall'inizio questa azione, l'abbiamo condannata con forza, questa azione di Netanyahu. Era chiaramente in violazione di qualsiasi diritto, principio umanitario, internazionale umanitario. Adesso ci stiamo arrivando tardi. Biden si è reso conto tardivamente che stiamo contribuendo a fomentare l'antisemitismo in tutto il mondo. Capite? Questa è una pagina atroce che rimarrà nella storia del conflitto mediorientale di Israele, una pagina negativa e con tutte le conseguenze negative che sta portando. Il nostro governo che ha fatto? Per 3 volte poteva battere un pugno forte sul tavolo. Si è astenuto invece in sede di Assemblea delle Nazioni Unite per 3 volte, 3 risoluzioni. Un governo che a me non mi può rappresentare, perché è stata un'azione, questa astensione vigliacca di fronte a questo massacro. Il passaggio all'ONU di qualche settimana fa. L'astensione per 3 volte all'ONU. Senta, Presidente, abbiamo ancora qualche minuto insieme. Intanto le chiedo, insomma, usciamo dal tema drammatico, insomma, internazionale dei 2 conflitti. In queste elezioni europee si gioca un po' anche, c'è questo sentiment, insomma, la partita per la leadership futura del centro-sinistra, oppure no? Insomma, oppure è un passaggio, è una tappa di quel che verrà? Se uno legge i giornali e le rassegne stampa, la leadership si gioca Conte, Schlein, un terzo federatore per quanto riguarda, diciamo, le forze progressiste. Io la penso molto semplicemente così. La leadership si gioca sui contenuti. A me interessa che si costruisca un'alternativa di governo, ma su quali contenuti? Anche l'unità delle opposizioni, ma l'unità per fare cosa? Noi ci battiamo contro la corruzione, per appunto negoziati di pace, contro il patto di austerità, e siamo l'unica forza politica, e attenzione, sia che ha detto in Europa, c'è stata una risoluzione qualche settimana fa, l'unica forza italiana che ha detto no a ulteriore invio di armi, no a questo patto di stabilità. Anche il PD si è astenuto, attenzione, insieme per quanto riguarda il patto di stabilità, insieme alle forze di maggioranza del nostro governo, mentre invece anche sull'invio delle armi ha votato insieme a Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Noi siamo molto coerenti in questa direzione. Non siamo gli ambientalisti che la domenica proteggono l'ambiente e il lunedì vogliono gli inceneritori. Noi siamo quelli che sulle politiche del lavoro molto chiaramente hanno sempre voluto il salario minimo legale sin dall'inizio, non ci sono riusciti perché ci sono mancati voti. Allora le leadership
si giocano sui contenuti, sui programmi, non è una questione personalistica, chiaro? Allora Presidente, abbiamo ancora un paio di minuti, insomma abbiamo affrontato i grandi temi e ovviamente i punti insomma, come dire, irrinunciabili rispetto a quello che è appunto il percorso politico del Movimento 5 Stelle, del suo percorso politico. Vogliamo chiudere però con un sorriso, perché ieri ci ha fatto divertire, Presidente. Vediamo. Francesca, ci fai vedere il passaggio di ieri? Perché prima Marco Carrara ci ha raccontato i momenti più divertenti finora della campagna elettorale, ma non aveva ancora visto questo perché Conte, io non lo sapevo, sa suonare la chitarra. Allora ieri dagli amici di Un Giorno da Pecora guardate che canzoni ha dedicato a 2 leader politiche. Ci faccia proprio 2 note, qua siamo in campagna elettorale, arriva casualmente una chitarra, poi, guardi, cosa vuol dedicare a Giorgia Meloni? Cosa Vediamo, sa? a Giorgia Meloni. Vai. Parole, 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 Bravissimo. parole, 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 sempre parole, parole da te. Elish Line, cosa possiamo... A Elish Line la invito a prendere una posizione a cambiare posizione per quanto riguarda l'invio di armi. Sì, ma questo è un comizio però, Vabbè, no, scusi, quindi no. possiamo fare Give Peace a E il Chance. mio nome è mai più, mai più, mai più e compagnia Bravo. cantante. Beh, complimenti. Ora vuole- Canta, suona, Presidente. Nonostante la finezza, nei confronti di Giorgia Meloni ho detto parole, non ho detto chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere. Senta, le racconto una cosa che lei non può ricordare. Quando proprio all'inizio Mi aiuti, uscì il nome Conte, noi venimmo in università. Per la prima battuta lei fu molto cordiale, c'era lei? ma Ci fu un lei? po' disturbato, insomma, perché stava per tenere le lezioni e ci disse devo andare dai miei ragazzi, no? Oggi quel Conte, lei rispetto a quel Conte lì, chi è, Presidente? Beh, chiaramente oggi sono dedito a tempo pieno a questo impegno politico che considero anche sociale, che considero anche culturale, perché io ne faccio una battaglia anche complessiva, che anche per una cultura politica, per cambiare e trasformare il Paese. L'esperienza accademica che ho dovuto accantonare, sono in aspettativa però, Sì, quindi questo... può riprendere in qualsiasi momento. E quell'esperienza accademica mi ha dato tanto però, mi ha dato tanto perché per anni e anni formare i ragazzi, motivarli, coinvolgerli nella conoscenza delle regole giuridiche è veramente stato formativo, direi anche per Ma qualcuno di quei ragazzi la chiama, li sente? Li sente ancora? Spesso, e poi è molto bello perché giri eccetera, ho insegnato anche alcuni anni alla LUISS e incontri sempre degli allievi che dico professore lei mi ha fatto esame, si ricorda? Cioè, io l'unica cosa che delle volte purtroppo non riesco a ricordare perché ho migliaia e migliaia di ragazzi, di allievi. Bene. Presidente Conte, grazie per essere stato con noi ad Agora. Grazie. Allora, Grazie a voi.